La data potrebbe essere il 15 ottobre, giorno di nascita della senatrice Lina Merlin. In ricordo del suo valore di donna, politica e cittadina, il Senato e la sua presidente Maria Elisabetta Casellati sarà lieto di ricevere il busto bronzeo che la ritrarrà, dono del comune di Padova, alla sede di Palazzo Madama. Donna del secolo scorso, combattente e partigiana, Angelina Livia Merlin, Lina più semplicemente, era nata a Pozzonovo nel 1887. Laureata in lingua francese a Padova, fu tra le 21 donne che scrissero la nostra Costituzione. Probabilmente la donna più importante del Novecento dal punto di vista politico, che è sempre stata limitata nella sua fama, giusta fama, dalla legge del 58 con la quale l'ONU chiedeva all'Italia di chiudere le case di tolleranza. La legge che porta il suo nome è la 75 del 1958. Da quella data, chiuse le case di tolleranza, la prostituzione fu abolita in Italia. Ma Lina Merlin, come dà in ricordo il Comitato Nazionale nato in suo nome, fu molto di più. Prima donna a parlare nel Senato della Repubblica, unica donna senatrice nella seconda legislatura e ancora madre dell'articolo 3 della Costituzione, dove si parla che i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso. Senza distinzione di sesso, una frase, l'orgoglio di questa donna che lo scultore padovano Ettore Greco cercherà di imprimere con un fine lavoro di cesello che partirà, ricorda, dallo studio e dalla conoscenza. Era un nome che risaliva all'antichità per me, come per tutti noi, insomma, e quindi grazie a internet ho visto la personalità, com'era lei dal vero. È sempre una sorpresa scoprire che comunque era una persona brillante, ironica, molto attenta, orgogliosa di quello che aveva fatto e quindi ho dei buoni elementi per lavorare su questo busto. Un segno resterà anche in città. Il comune di Padova riceverà dallo scultore Greco il dono del modello preparatorio in gesso.